Buongiorno a tutti e ben ritrovati e ritrovati in un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Antonio Palmas. Conosco Antonio da una decina d'anni quando seguì un suo corso dal titolo Chi trova se stesso trova un tesoro, e da allora non ci siamo più persi di vista. Oltre a essere un formatore è anche un coach, è uno scrittore, ha scritto 2 saggi e un romanzo, è appassionato di magia, in particolare di mentalismo, ed è anche un ottimo giocatore di risico. Quindi gli argomenti non mancheranno. Allora, buon ascolto, buona visione e sigla! A come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. E allora, ciao, buongiorno. Ciao, come va? Bene, Dove? Allora, che mi racconti? che ti devi mettere questo? Che cos'è? Cos'è? Che cos'è? Un... Questo? Cos'è? Dai, che cos'è? Un microfono. Ti va? Perché cosa? Ti va? Che cosa? Una telecamera. No, è uno smartphone usato come videocamera. Ah, è per fare che cosa? È una chiacchierata Su che cosa? su di te. Su di me? Su di me? Va bene? Guarda che questo è un rec stop. Voglio fare rec e poi stop. Vabbè, di cosa dobbiamo parlare? Non lo so, vedremo. Ah? Allora, questo è un progetto che sto Perché lei non mi hai detto nulla? No, certo, l'effetto sorpresa ci voleva per essere spontaneo. Vabbè, Come vieni. va bene. Allora, Ok. la cintura, se no squilla, suona 2 ore. Allora, io ti ho presentato, Sì. non ti dico velocemente che cos'è, è un podcast video, vodcast, dove... Vodcast. Vodcast, video podcast, l'ho chiamato vodcast, che si usa un po' ma non tantissimo, non è un termine molto diffuso, magari anche sbagliato. Non lo ma- conoscevo, non lo Esatto, conoscevo. infatti. In questi episodi io intervisto persone che conosco, normali, semplici, non necessariamente famose, Ok. perché mi piace l'idea di tirar fuori una storia, un racconto, una chiacchierata spontanea, naturale e semplice, giusto perché piace a me e piace magari anche all'ospite, ma comunque arricchisce moltissimo anche a me. Lo sto scoprendo, facendolo ok. Lo sto scoprendo, che è una cosa meravigliosa. Ah, quindi tu stai intervistando gente in macchina? Mm-hmm. Così? Tipo Milano-Roma, quello... È quello- tipo anche Carlo Felice, non so se ti ricordi quando feci la trasmissione. Io Milano-Roma l'ho visto, mi ero innamorato e allora ho rubato quest'idea Ah, bello. nel 2004, Bello. una ventina di anni fa, e avevo fatto la trasmissione televisiva che si chiamava Carlo Felice. Carlo Felice. Viaggiando parlando. Perfetto. C'era Alessandra Meloni che intervistava ospiti in camper. Ah, E poi facevamo bello. il giro della Sardegna, ho fatto 10 puntate. Bello. Sì. Anzi, le metto nel link così ve le potete scaricare. Quale link? Perché questo va su YouTube. Va su YouTube. Sì, in un canale dedicato che si chiama, vabbè te lo dico dopo, e quindi possono scaricarsi sia le puntate di Movie di Car che ho registrato 11 anni fa e che sono stati un po' l'incipit di questo progetto. Ok. Cioè io 10 anni fa ho fatto 5 episodi di Movie di Car dove ero da solo e parlavo come un deficiente con uno smartphone, e poi non ho continuato, e quindi questo non aver continuato mi è rimasto un po', come dire, Un'incompiuta. è un'incompiuta. Allora adesso ho detto basta, adesso la faccio, la riprendo però con ospiti, non da solo, e poi ne ho già fatto un bel po' e ne farò molte. Sai cosa dice il proverbio? No. I compiti non terminati prima o poi si ripresentano. Cavolo, bella Che è questa una cosa. bella... E così è stato, Mi è successo che da poco ho detto io questa cosa la voglio fare. Non avevo molto tempo perché ci vuole un sacco di tempo. Basta, l'ho fatta. Allora, ti ho presentato Antonio Palmas. Cosa hai detto? Cosa ho detto? Ho detto uno che ti conosco da 10 anni, Sì. più o meno. Sì. Vero o falso? Vero. Che ti ho conosciuto in occasione di un corso, seminario. Sì. Chi trova se stesso trova un tesoro. Bravo. Me lo sono ricordato. Bravo. Vero o falso? Vero. Vero. Poi che sei un formato, che sei un coach, Sì.
che sei uno scrittore, hai scritto Sì. 2 saggi e un romanzo. 3 saggi e un romanzo. 3 saggi e un romanzo, quindi sì. non ho fatto Sì. bene i compiti a casa. E poi che sei appassionato di magia e Sì. in particolare di mentalismo, Sì, vero? vero. E che sei anche un campione di risico. Campione. Vabbè, sei bravo, molto bravo. Gioco a risico, faccio i tornei nazionali, questo sì. Beh, quanto di più importante Sì, c'è? sì. Cioè, raggiungere un livello nazionale, che sia un gioco, uno sport, una passione o una vocazione, è bello, no? Sì, sì, sì. Beh, campione è uno solo, capito? Chi vince? Giusto, è vero, è vero. Campione è chi vince. Hai fatto da poco un torneo, mi Sì, sembra. ho fatto un torneo, adesso fra poco partiamo alle finali nazionali del campionato nazionale della squadra a Bergamo. Wow. Una bella esperienza. Poi soprattutto la cosa interessante è quando tu giochi in una squadra, è molto diverso che quando giochi da solo, perché quando giochi in una squadra Come fai a giocare in una squadra, scusa? perché Ho sempre visto giocatori soli. allora sì, la partita tu giochi da solo. Ok. Le finali nazionali del campionato nazionale, le finali del campionato nazionale della squadra, che quest'anno sono a Bergamo, qualificano alla finale nazionale che assegna il titolo nazionale i 6 migliori di ogni club. Ah, ok. I 6 migliori di ogni club. Quindi i 6 migliori di ogni club vanno lì e giocano delle partite singolarmente, Però fanno punti a squadra. Sì, Ah. fanno punti a squadra. La cosa interessante qual è? Che mentre quando tu giochi da solo sei responsabile di quello te che stesso fa, e basta. esatto, quando giochi per la squadra senti la responsabilità della squadra, Ok. quindi è un modo di giocare diverso. Ma quando giocate da soli per la squadra, Sì. gli altri stanno sempre giocando o possono darti una mano? No, ma non si può parlare, Ah, manco, non si può manco, parlare. cioè, Non c'è una no, beh, perché se, cioè, sarebbe bello per non so- unire le forze, no? no, cioè, ma non solo non si può parlare, ma se per disgrazia uno fa vedere una carta sua viene squalificato subito, Ah, ok. capito? Ma proprio non, Cioè non esiste Non il esiste. gioco di squadra con No. i consigli durante No. la partita di ogni singolo no, partecipato? no, neanche. Però adesso siamo partiti al risico, però colgo lo spunto, perché il risico, che è molto bello, io l'ho portato anche in azienda, nelle formazioni in aula. Perché tu comunque fai il formatore, fai Sì. il coaching aziendale, cioè Sì. il formatore aziendale, Sì, fai sì. il coaching per le aziende. Sì, ok. sì. E là- aggiungo cose che un po' so, ma non ho Certo, sicurezza. certo. Ok. Allora, tutti siamo abituati al risico classico, quello che abbiamo fatto da bambini, dove iniziavi le partite a Natale e le finivi a Capodanno. È vero. Il risico da torneo è una cosa completamente diversa, perché dopo 1 ora e mezza c'è una procedura che ti consente di arrivare a determinare chi vince. Si chiama Ok. sdadata questa procedura, però non entro in Sdadata? tecnicismi. Sdadata, Coi dadi. coi dadi, sì. Ah, ok. Non entro in tecnicismi. La cosa importante è che quando tu giochi il risico da torneo devi giocare in maniera completamente diversa, e il risico da torneo allena 2 abilità fondamentali, e questo mi fa piacere portarle in azienda. Uno è la focalizzazione verso l'obiettivo, Certo. l'altro è avere la capacità di avere una visione d'insieme. E questa con i neofiti, ho notato che questa è la difficoltà maggiore. Cioè i neofiti imparano in fretta come comportarsi per andare verso il proprio obiettivo, Ok. ma hanno molta difficoltà a imparare che devi giocare tenendo conto della visione d'insieme. Se tu nel risico e nella vita E nel lavoro. e nel lavoro non hai la visione d'insieme di quello che sta succedendo, Che sono obiettivi. devi capire quello che sta facendo l'altro, che obiettivi ok, può avere l'altro. ok. Cioè, siccome la Cioè, partita non solo i tuoi, ma anche quelli Esatto. dell'altro. O degli altri. esatto. Allora, siccome la partita dura 1 ora e mezza, tu non hai il tempo di rimediare se qualcuno inizia a dilagare. Quindi se qualcuno inizia a dominare nella partita, bisogna fermarlo subito. Ah, ok. Ok, quindi e tu te ne devi accorgere, però, quindi Ok. devi creare le condizioni affinché nessuno si stacchi, capito? Per poter fare questo devi avere la visione d'insieme. Questa visione d'insieme è normale per chi è esperto, ma per i nuovi è la cosa più difficile da imparare ed è la più importante, Ho capito. perché tu vedi i giocatori che vanno dritti verso il loro obiettivo, disinteressandosi di quello che succede in altre parti del mondo, e poi quindi perdono. Senti, ma perché il risico lo porti anche in azienda? Tu? Sì, Li fai giocare? certo. Wow.
Ma Certo. i manager che si mettono a giocare. Certo. E come reagiscono nel momento in cui gli fai questa proposta? No, Oppure gli devi scrivere prima, guai che vi porterò il risico, gli avvisi? No, dico che ci sarà un'attività di team building e poi naturalmente io vedo come ci si comporta. Sì, ludica, e poi vedo come ci si comporta. Ma che figata. Soprattutto a livello di manager. Poi è molto importante per me valutare la capacità di avere questa visione d'insieme. Ma quindi Perché- sono manager insieme ai collaboratori o solo i manager? Cioè, avviene in maniera indistinta, diciamo? Beh, Giocano tutti insieme? Sì, io l'ho portato in sessioni di formazione con manager, Ok. quindi questo, oppure in aule di formazione, Ok. in altre aule di formazione con allievi normali, non manager, allievi normali in corsi di formazione. Quindi ovviamente le finalità sono diverse, però quando ci sono dei manager la capacità di avere una visione d'insieme è un qualcosa che monitoro molto attentamente e poi restituisco. Questo non mi avevi mai detto, vedi che questo non mi avevi mai detto, io non lo Ah. sapevo, pensavo tu giocassi a risico, punto, Sì. e infatti dicevo che barba, Sì. perché per me è una noia mostruosa, però vedi, questa cosa serve anche a sapere cose di te che non sapevo. Ma poi Vai. soprattutto mi consente di unire i puntini di varie parti della mia vita. Il mentalismo, ad esempio. Ecco, questo lo so, raccontalo. Il mentalismo è quella branca dell'illusionismo dove tu simuli di avere dei poteri. Simuli. Cioè di saper leggere il pensiero, di saper prevedere il futuro, simuli. In realtà non hai nessun potere, ma utilizzi delle tecniche di funzionamento del cervello che ti consentono, esatto, dei bug del cervello che ti consentono di entrare, no? sì, ti faccio un Far credere esempio. delle cose che non so. Ti faccio un esempio. Una volta in un albergo hanno fatto questo esperimento, è arrivata una persona alla reception, il receptionist le ha detto aspetti, le do il modulo per il check-in, Sì. le do aspetti che le prendo la penna per firmare, si inchina sotto il bancone per prendere la penna, ma non si rialza, si infila dentro una botola e si rialza un collega che dà la penna. Allora, non si sono accorti dello scambio di persona. Allora ha detto no, non è possibile, rifacciamola questa cosa. Facciamola un po' più sporca, cioè si inchina un uomo e si alza una donna. Niente. Si inchina uno bianco, si alza uno di colore. Niente. Qualcuno ha sospettato che ci fosse qualcosa di strano, ma la cosa interessante è che la prima cosa che ha pensato è sono io che non capisco niente. oggi sono esaurito. Capito? Perché stava rompendo lo schema normale, esatto, cioè del consuetudinario, cioè esatto. Lì c'era quello che ho lasciato e non può cambiare. Esatto, il nostro cervello rifiuta di prendere in considerazione l'impossibile, quindi in quel caso il fatto che la persona fosse cambiata era impossibile per il nostro cervello e quindi il nostro cervello l'ha. E cosa fa il mentalista? Sfrutta questo principio. Nel risico poi, applicando questo, devi cercare di far capire una cosa e ne devi fare un'altra. E quindi il mentalismo mi è molto utile. Ma tipo il poker? Sì. C'è anche una... Sì. Si chiamano bias cognitivi. Sì, bias cognitivi, bravo. Bias cognitivi. Ed è un mondo meraviglioso. Da approfondire. A me capita una cosa che magari non c'entra nulla, ma te la voglio raccontare, che è quando tu vedi una persona in strada sì. e in quel momento non è dove dovrebbe essere. Magari sì. Dici che io la conosco questa e sì. Impazzisco, rimango magari anche ore a dire ma dove cavolo? Sì. Perché era fuori dal suo luogo naturale, esatto. Poteva essere esatto. che barman oppure un dipendente di un supermercato. Esatto. E siccome lo vedi magari sì. tutti i giorni in un altro contesto. Un giorno ero impazzito, ma proprio per tanto tempo, ero piccolino, ero giovane, e alla fine avevo capito era l'autista di un pullman. Ma come facendo uscire di testa? Sì. E mi aveva anche salutato. Sì. Quindi dicevo, come ci conosciamo? Sì. Pazzesco, è bellissima questa roba. Quindi porti il mentalismo, anche il mentalismo in azienda. Certo, allora il mentalismo è nato. Allora,
Io adoro fare formazioni in aula, lo proprio so, perché sei mi proprio piace anche bravo. il contatto con le persone. In aula è un pazzo totale, proprio quando l'ho visto in aula le prime volte io mi sono spaventato, ho detto dove sono capitato, perché incomincia a ballare, a raccontare aneddoti, a scherzare, a prendere in giro noi partecipanti. Pericoloso. Oscar Wilde diceva: non c'è niente di più serio del prendersi in giro. Bravissimo, Capito? bravissimo. Perché allora noi purtroppo viviamo in un ambiente dove se tu ti stai divertendo, in un mondo dove tu ti stai divertendo, quando stai lavorando male. In realtà aspetta che stai toccando il microfono. Scusa. Vai. In realtà è vero proprio il contrario, che quando tu ti diverti lavori meglio. E allora quindi io anche nella vita se certo, ti diverti vivi meglio. Certo. E quindi io praticamente mi sono accostato al mentalismo perché volevo uno strumento che mi consentisse in aula di risollevare l'energia in momenti di stanchezza. Bravo. E allora, sfruttando una passione che avevo da bambino, naturalmente mi sono appassionato a quella parte del mentalismo, dell'illusionismo dove tu puoi portare in aula, quindi non è che vai in aula e dividi una donna in due. Il mentalismo invece, che riguarda tutta la mente, che è la mia passione, lo puoi portare in aula, e questo mi ha spinto a iniziare ad accostarmi al mentalismo facendo la scuola di arte magica di Alfredo Barrago, che è l'eccellenza in Sardegna e anche in Italia e nel mondo. Vedi, Alfredo, lo possiamo chiedere se partecipa a questa cosa? Certo. Anche se lui è famoso, io non Certo. voglio troppe persone famose. Sì. Ne ho intervistato un'altra un paio di giorni fa, Sì. poi l'altro vanno in ordine sparso, prima l'una Sì. poi l'altra non lo Sì. so, e che è un po' famosa nel suo settore, poi ho detto no, però voglio farci una chiacchierata. Certo. E lei ha detto che stava facendo un corso di contorsionismo Bello. per liberarsi, per fare un Bello. qualcosa di bello. Ho detto, no, Bello. non mi devo mettere dentro una scatola, però Bello. almeno divento più agile. Bello, Cioè, bello. quanto è importante, era tornando al Sì, discorso di prima, sì. quanto è importante fare attività che sono anche magari non c'entrano l'una con l'altra, Sì. che però ti aprono la mente, ti Allora, lasciano libera. Allora, il mentalismo è nato con questo spirito che ti ho detto, poi però è diventata una passione e mi ha consentito e mi consente tutt'oggi di vedere la realtà da altri punti di vista, e quindi allena il mio pensiero creativo. Bello. E questo è impagabile, perché se ti alleni proprio a ragionare in maniera creativa. Ok. Senti, ma hai detto una cosa prima, la scuola di Alfredo. Sì. Mi è venuto in mente una cosa, c'è questo cervello, vedi che funziona male. Il cervello funziona sempre. Ah, come funziona il cervello? Ecco, volevo chiederti del cervello, cosa mi veniva in mente. Il fatto che noi abbiamo questi bias, Sì, questi sì. buchi. Sì. Bias cosa vuol dire? Buco, no? Sì. Difetto. Sì, bias cognitivi si chiamano, sì. Che sono Sì, praticamente... dei buchi dove ti infili. Esatto. A livello cerebrale, Sì, un giorno mi avevi fatto una lezione sì. sul cervello che era diviso emisfero sinistro, emisfero destro, Sì. corticale, limbico, rettile. Sì. Quanto è importante nella formazione e quanto ti è stato utile la conoscenza del cervello anche per Sì. migliorare Sì. gli argomenti che tratti nella Ok. formazione? Allora, il cervello è l'unico organo del corpo umano che funziona ininterrottamente da quando nasci a quando ti innamori. Vai a capire. Stai zitto, mamma mia. Ecco gli scherzi che fa sempre in aula, non ne possiamo dire altri, guarda, sono pazzeschi. Allora, alcuni ci rimangono male, che non li capiscono. Allora, a Ok. parte gli scherzi, tutti noi abbiamo un cervello, non ci sono persone che hanno un cervello migliore di un altro, però abbiamo tutti dei cervelli diversi. Mhm. E se io parlo Ma a una sono pensati diversi, ma che funzionano diversamente o che reagiscono diversamente o che sono strutturati diversamente? No, non strutturati Cosa vuol dire che diversamente. sono diversi? Allora, Sta cosa- ci sono varie. Allora, come è fatto il nostro cervello? Il nostro cervello è diviso in due emisferi, Ok. l'emisfero sinistro e l'emisfero destro. L'emisfero sinistro è razionale, l'emisfero destro è creativo. Ok. Ok. E così, questo è per tutti. Questo è per tutti. Oltre ai due emisferi ci sono 3 cervelli.
La neocorteccia, la parte corticale, che è la parte più esterna, la più giovane, che è la parte del cervello che pensa. Più giovane in che senso? Che si è sviluppata Cioè come evoluzione? Come evoluzione dell'uomo. Ok. Poi abbiamo il cervello limbico, che è quello un po' più del sentire, delle emozioni, scusa. E poi abbiamo il cervello rettile, che è quello istintivo. Più antico. Okay. Fa l'istinto, fame, sete, sesso, attacco, fuga, paura. Cervello rettile è quello che a livello preistorico ti diceva davanti a una bestia feroce combatti o scappa. Sì, o stai fermo. O stai fermo, sì, cioè combatti o scappa oppure stai fermo. Ah, ecco. Stai fermo perché se stai fermo potresti salvarti stando fermo. Ok. Allora, ci succede ancora, sì, anche se è una cosa primitiva. Sì, come no? Di fronte a un pericolo, di fronte esatto, di fronte a un pericolo o attacchi, o scappi, oppure ti paralizzi, stai fermo, frizzato, no? Come si dice. Esatto. Allora, che cosa succede? Il cervello rettile, che è quello istintivo, è l'unico di questi cervelli che non può essere misurato, mentre possono essere misurati il sinistro, il destro, il corticale e il limbico, e da questo derivano 4 diverse tipologie di persone che sono molto differenti l'una dall'altra. Per farti un esempio, uno come me, ma anche come te, già hai detto come siamo noi. Come siamo? Noi siamo un po' più a destra nel cervello. Cosa vuol dire? Che ad esempio uno come me, per parlare con uno come me, devi dare una visione d'insieme di un problema. Cioè, se tu parti con me dandomi dei dettagli senza darmi il quadro generale, io annaspo, perché ho bisogno ti faccio un esempio. Se io adesso ti dicessi prendi tutte le penne che hai nella stanza e le sistemi una a fianco all'altra, dalla porta alla finestra, e le conti, capito? Stronza. Io sono lì e ti stoppo immediatamente. Aspetta un attimo, qual è il senso di questa cosa? Anche per me, capito? Infatti, magari lo faccio meglio, capito? Esatto. Penso, lo faccio in che modo? Perché abbiamo il cervello un pochino più a destra. Quindi ci devi dire non tanto il cosa devo fare, ma il perché lo devo fare. Abbiamo bisogno del perché. Il perché. Una persona che ha un tipo di cervello diverso, non migliore e non peggiore, ma diverso di tutti i miei perché, quindi, anziché creativo, razionale, un po' più nel dettaglio. Non gliene frega niente di tutti i miei perché. Sapere, ma come le devo mettere? Esatto. Basta che sia chiara l'istruzione. L'istruzione deve essere chiara, però come le vuoi le penne da qui a qui le devo contare, perfetto. L'importante è che sia chiaro quello. Bellissimo. Capito? Okay. Allora, il punto non gliene frega nulla niente. Dell'obiettivo. Non deve essere chiara l'istruzione. Ah, ok. Capito? Okay. Va in fibrillazione se non è chiara l'istruzione. Ok. Capito? A persone con questo tipo di cervello, se tu dici loro ci vediamo domani a mezza mattina. Quanto è mezza mattina? Che ore sono mezza mattina? Che tu mi fai perdere tutta la mattina. Che ora è? Le 10:30, le 11, le 11 meno 10? Che ora è? Allora i milanesi sono sinistri, perché ogni volta che tu parli con un milanese al nostro modo cagliaritano, ci vediamo domani. Sì, ma quando? A che ora e dove? Esatto. Loro vogliono sapere. Esatto. Noi siamo proprio creativi. Tendenzialmente, ma è un'approssimazione che negherò sotto tortura di aver fatto, anche se questa è registrata. Nel nord è più a sinistra il cervello, perché mentre nel sud abbiamo. Quindi c'è anche una caratterizzazione territoriale. Tendenzialmente, se tu noi siamo più creativi. Se tu vai nell'est Europa, trovi gente molto inquadrata. Okay. Molto inquadrata, molto focalizzata sul dettaglio, però questa cosa qui, vedi, mi piace, perché anche se è una generalizzazione, ti fa capire come noi, per esempio, andiamo d'accordo, noi popolo sardo, sì, o popolo cagliaritano, il popolo sardo andiamo molto più d'accordo che adesso in regioni, in situazioni come quella che abbiamo immaginato, molto scialla, molto tranquilla, molto libera. Magari ci stressiamo nel nord, oppure in situazioni più, come dire, più appunto schematiche, più rigide. Siamo quello che è il nostro cervello alla fine, l'abitudine. Ma magari il cervello non è che si è allenato a stare così. Allora, la vita ti allena
certe aree del cervello. È ovvio che uno che lavora nell'amministrazione tende ad allenare più la parte sinistra del cervello, uno che lavora nella ricerca e sviluppo, lavora nel marketing, tende ad allenare più sulla destra. Però ti racconto questo aneddoto. Quando una volta in Lettonia, a Riga, ero al supermercato, avevo speso 5 Laz,1 e io avevo il biglietto da 10 Laz. Siccome mi dà fastidio avere monete, mi è venuto istintivo, gli ho dato 10 Laz e gli ho dato 10 centesimi, così mi ridava 5 Laz di resto. 9 5,1 dovevo pagare, io gli ho dato 10, gli ho dato 10,1. 10,1? 10,1, così mi dà 5. Non 10,10, 10,1. Sì, 10,10, sì. Ti sono dati 9? No, io dovevo pagare 5,1. Le ho dato 5,10 dovevi pagare. Sì, 5,10. 5,10, 10,10. 10,10. Quindi 5, sì. appunto. Okay. No, è andata nel panico questa. Certo, gli hai rotto gli schemi. Mi ha detto it's ok, e mi ha restituito i 10 centesimi. Ho visto, la macchina gli faceva il calcolo del resto. Certo, la macchina le faceva il calcolo del resto. Allora ho capito la scena, ho detto va bene, ok. Mi ha ridato 4,9 di resto. Quando mi ha ridato 4,9 io le ho detto now I add 10 cents, can you give me 5 Lats? No, panico, it's ok. No, ma quello vabbè. Quello è il cervello molto a sinistra. Certo. Per chi ha il cervello molto a sinistra, quelli che hanno il cervello a destra sono gente che fa confusione, capito? Certo, ma aggiungo una cosa però, perché proprio ieri stavo ascoltando un video di Bonolis, vabbè, sì. C'entra poco, però mi ha fatto pensare ai dei market, sto notando, ci sono moltissimi ragazzi e ragazze giovani che hanno purtroppo poca dimestichezza o comunque non hanno fatto allenamento per i calcoli mentali, che invece noi siamo stati educati proprio a fare i calcoli mentali, non usavamo la calcolatrice, non esistevano strumenti tecnologici e quindi sono sempre in affanno, devono sempre rivolgersi alla macchina, alla cassa, scrivere quanto mi stai dando, a volte proprio vedi queste situazioni, lei è andata in panico perché non riusciva a capire il senso della cosa e soprattutto la macchina gli aveva detto mi sta dando 10, il resto è 4,90. Punto. E da lì non esci. E Bonolis diceva proprio in un podcast con uno dei Aldo Giovanni e Giacomo Poretti, Porecast, stava dicendogli Giacomo Poretti gli ha detto questo qui c'ha ancora un cellulare anteguerra che non fanno tipo un Nokia 3310, no? Quelli lì. E lui ha detto certo, perché io non voglio questa roba che mi toglie, ci siamo ormai abituati ad appoggiarsi allo strumento e non sappiamo più in grado di ricordarci numeri di telefono, fare operazioni. Il cervello si sta addormentando. È possibile una cosa del genere? È come se è possibile. Ma in una generazione, Beh, poi adesso con l'intelligenza artificiale c'è il rischio che poi smetti di usarlo proprio il cervello, perché il problema lo fai impostare all'intelligenza artificiale e tu non devi più sforzarti, neanche sforzarti, capito? No, vabbè, ho visto ieri un'altra parentesi un po' tecnica, sai, conosci Canva? Canva. Canva è uno strumento presentazioni slide. Sì, vabbè, fa grafica, è un software di grafica che è uscito ormai 5 anni o forse di più, non mi ricordo. E ieri hanno fatto la presentazione. Voi non avete idea, voi mortali, noi mortali, che cavolo hanno combinato con Canva. Cioè, ho paura che quando si diceva che l'AI avrebbe sostituito i copyright, cioè le persone che scrivono i testi, quelli che scrivono i contenuti per i social, eccetera, si è avuto anche la paura con le immagini e con i video che sostituissero i grafici e i videomaker. Canva ha introdotto l'AI in un modo assurdo. Praticamente addirittura tu gli puoi chiedere cosa devi fare, per quale obiettivo hai bisogno di quella grafica, poi non solo chiedi aiuto a Canva e in diretta una cosa, ragazzi, ciao basta, mamma mia, lo sai, è un mondo in evoluzione. Ascolta, però
dico una cosa, se no sembra che, perché il nostro cervello, il mio e il tuo, che è quello veloce, che tende a un problem solver, gente che c'è un problema cerca la soluzione in fretta, quindi perché affinché non ci montiamo un attimino la testa e pensiamo di essere migliori di altri cervelli, cosa che non è vera, diciamo anche gli svantaggi di avere il nostro cervello. E qual è lo svantaggio? Lo svantaggio, ad esempio, che gente con la nostra tipologia di cervello, siccome sta facendo 5 cose e ne sta pensando altre 4, è una persona molto sintetica, quindi è una persona, non gli puoi fracassare le balle con dettagli inutili. Cioè non posso dire a uno come te o a uno come me sono le 9:44, no aspetta, le 9:43 e 20 secondi, no aspetta, le 9:43 e 18 secondi, perché sei già stressato. Esatto. Però dall'altro lato della medaglia, essendo veloci e sintetici, tendiamo certe volte a dare per scontato i dettagli. Cioè uno come noi è uno che potrebbe dire a un altro ci vediamo domani per colazione. No, e nella nostra testa, gli abbiamo detto dove fa colazione e a che ora, ma non l'abbiamo detto. Poi arriviamo lì, quello o quella non c'è, non viene e noi ci incavoliamo perché nella nostra testa l'abbiamo detto, perché diamo tante cose per scontate. Questa è una lezione interessante, perché mi capita di essere così, Sì. Avere dei risultati cos'ha. Cioè, Sì. perché ho detto, ma io gliel'ho detto, no, porca miseria, ero convinto Esatto. di... Sì. questa Perché è diamo molte cose per scontate perché siamo veloci. E non siamo precisi. Esatto. Guarda, ti racconto, l'anno scorso ad agosto sono andato a Marina Piccola. Ok. Marina Piccola, lo dico visto che è registrato, se lo guarda qualcuno che non è sardo. Marina Piccola è una zona vicino alla Sera del Diavolo, proprio sotto. Cagliari, sì. Pardon, è proprio la costa dove si affaccia a Cagliari, il mare. Esatto. Ed è un porticciolo, oltre Esatto. che essere una località turistica, con Comunque, locali dove si mangia, eccetera. quando ci vai ad agosto all'ora di pranzo di Non trovi domenica, parcheggio, manco di chilometri. esatto. Io vado all'ora di pranzo di domenica e vedo questo che sta uscendo con la macchina. Ho detto, ehi, che bello, c'è proprio, che fortuna. Il problema è che era uno col cervello molto a sinistra, e quindi ha incominciato con una paletta a togliersi tutta la sabbia. No. Cosa, cioè 20 Ma minuti prescinde dal così. cervello, quello era palloso, un pazzo, mamma mia. Allora, uno come me, col mio cervello, che cosa avrebbe fatto in quel momento? Si sarebbe tolto lui, messo lui in doppia fila. Tanto io sto già uscendo, le faccio in doppia fila le manovre, faccio entrare quello. No. Manco po' agappa per No, dirlo. no. Lui che era molto a sinistra nel cervello, ha detto, te lo do il parcheggio, Ma quando ho ai miei finito, tempi. quindi mettiti lì. No, ecco, lì non è mettersi nei panni degli altri, a prescindere dalle aree del cervello, è proprio questione, chiamiamola empatia, cortesia, no, non tanto empatia, ma comunque capire che l'altro ha diritto non tanto a quel parcheggio, ma ha diritto di farlo in tempi ragionevoli, quindi tu non te ne puoi fregare, che io faccio i tempi miei. Però chi ha il cervello molto a Io sinistra, mi sarei spostato. sì, anche io, ma perché noi siamo a destra, chi ha il cervello lì è uno molto abitudinario, ha una sua routine, che tu non puoi andare a spezzare non la devi routine. rompere i miei tempi, quelli sono i miei e basta. I miei tempi o il mio schema, e gente col nostro cervello è vista come gente che fa confusione. Esatto, però è anche vero che è una questione anche di, esatto, i miei tempi, ma io sono anche flessibile. Sì. Noi siamo flessibili, Sì. ci adattiamo, Sì. l'adattamento è importante. Certo. Quando uno è schematico e non riesce ad adattarsi, Sì. vive male. Sì, guarda, tu- c'è un manager con cui ho lavorato che mi ha detto che lui lavora molto con le aziende tedesche. Mamma mia. Ha detto le aziende tedesche funzionano, dice, con procedure e istruzioni. Procedure e istruzioni. Se la procedura dice che tu devi andare in fondo al corridoio, aprire la porta e uscire, se la porta è aperta vanno in crisi. Capito? E restano lì fermi perché l'istruzione sono stupidi, non è che dice sono tedeschi, sono stupidi. cioè l'italiano è già lì fuori dalla porta a pensare, ma perché mi hanno detto di venire qui? Ma sono compatibili gli italiani con tedeschi? Tutti sono compatibili. Guarda che il mix tra un cervello corticale destro, per entrare nel tecnicismo, che è il nostro, e il cervello limbico sinistro, che è quello di chi è molto schematico, è molto importante. Ad esempio in vacanza
un corticale destro con un limbico sinistro è un bel mix, perché il limbico sinistro ti dice: allora alle 9 siamo qui, alle 9 e mezza siamo qui, alle 10 siamo qui, alle 11 siamo qui, a mezzogiorno siamo qui. E il corticale destro risponde: ascolta, quando ci alziamo vediamo. Esatto. Capito? Perché facciamo un po' come viene. E allora il corticale destro sta pensando: se diamo retta a quello lì, questa non è una vacanza, è un lavoro. Esatto. Però il limbico sinistro sta pensando: se diamo retta a quello lì non vediamo nulla, è vero. perché questo si alza alle 9 e mezza, va a fare colazione, sono le 11, poi torna in No, non è vero, non sono così. In vacanza cerco di avere dei ritmi, perché poi non ne puoi fare le cose per di una giornata. Cioè il museo ti apre a quell'ora, devi essere lì a fare la fila, cioè non puoi non essere preciso in quelle situazioni. Però hai detto corticale limbico, sinistro e destro. Scusami, corticale destro limbico, destro corticale, cioè sono 4 tipologie. Corticale sinistro, corticale destro, limbico destro e limbico sinistro. Sì. Il corticale sinistro cosa unisce? La razionalità del sinistro e la razionalità del corticale, quindi una persona molto rigorosa, che tende all'eccellenza, alla perfezione. Okay. Il corticale destro unisce la razionalità del corticale alla vivacità del destro, e quindi una persona molto creativa, originale, innovativa, okay, che rompe gli schemi. Il limbico destro è una persona che unisce il sentire del limbico e la dinamicità del destro, quindi una persona molto affettuosa, empatica. Il limbico sinistro è una persona che unisce la razionalità del sinistro e il bisogno di sentire l'incertezza e tenere sotto controllo l'incertezza del limbico, e quindi una persona molto pibinca, l'ho detto in sardo, chiedo scusa, precisa, che vuole tutti i dettagli, che ti scrive un'email e ti dice: ti ho scritto ieri alle 18.07 e mi hai risposto alle 18.11. Questo avete partecipato a una piccola lezione del dottor Palmas, gratuita, che però comunque è molto interessante. Ti ringrazio, perché a volte, a parte che lui me le dice le cose, io continuamente le dimentico, ho bisogno sempre di un refresh, di un rinfresco. Una volta in aula c'era questa ragazza educata, silenziosa, non aveva detto nulla. A fine giornata ci sono domande, questa alza la mano: oh, finalmente, prego, dice. Allora ascolti, ma le volevo chiedere questo: ma di tutte queste sue parti che lei ci ha descritto, c'è neanche qualcuna normale? Ciao, cambiamo discorso, basta. Allora, mi sono ricordato una cosa, che sì, mi hai detto 3 saggi. Sì. Qual era il terzo? Allora, 2 sono, uno vabbè, dillo tu. Allora, ho scritto il libro con Franca Errani, l'anima del management. Me lo dimentico. Questo è un libro dedicato al management, incentrato sul voice dialogue, magari diremo qualcosa voice dopo. Dialogue, meraviglia, sì, meraviglia. Poi ho scritto il libro sul time in, sul basket. Time in? Sì, time in, quindi il sottotitolo è Come costruire il tiro della vittoria dentro se stessi. Bellissimo. Quindi è sulla preparazione mentale e energetica nello sport. Poi ho scritto il libro Capire un'impresa non è un'impresa, che invece è un libro un po' più tecnico. Lì tiro fuori la mia parte di economia e commercio, quindi come funzionano le varie aree aziendali. E poi ho scritto un romanzo, La nuvola passeggera, e quella è una bella cosa che mi è successa nella vita, perché ho raccontato una storia vera, molto toccante, e quindi l'ho scritto nel periodo del Covid, ed è una cosa... Quante cose abbiamo fatto? Sono state fatte in quel periodo, sì, pazzesco. Quei 3 mesi chiusi in casa, sì, vedi, sono serviti, ti hanno fatto scrivere un romanzo. Io ho sempre saputo che un giorno, fin da bambino, che un giorno qualcuno mi avrebbe raccontato una storia quasi surreale da cui avrei scritto un libro. L'ho sempre saputo, questo, sì. Bello. E un giorno si presenta questa signora, l'ho incontrata casualmente in un ospedale, e mi racconta, sente il bisogno di parlarmi, mi racconta la sua storia senza neanche sapere che lavora, nulla, cioè si è fidata di uno sconosciuto. Poi le ho detto anche che facevo il coach, ma neanche sapeva cosa volesse dire, capito? Cioè, mi ha raccontato questa storia, e io quando l'ho sentita parlare ho subito riconosciuto che era la storia che stavo aspettando. Infatti una storia al limite dell'inverosimile. La cosa interessante era che
tutte le volte che incontravo questa signora mi veniva da canticchiare una canzone dei Mattia Bazar, quella L'ultima stella della sera. Ah, che bella, un'opera d'arte. È semplicemente, più precisamente, il pezzo dove parlava di una nuvola passeggera. Ah, E un giorno, parlando con questa signora, le chiesi come ti senti tu nella vita, e lei mi ha detto: mi sento come una nuvola passeggera. dai. Da qui il titolo che ho dato al romanzo, La nuvola passeggera. Pazzesca sta storia. E se non fosse vera, ma tutto vero quello che mi dice lui, è pazzesco. Sarebbe da non crederci, Sono quelle sincronicità, sono quelle Beh, diamogli un nome, si chiamano energie. sì, energie, esatto. Pazzesche. Sono cose che tutti noi possiamo cogliere se però alleniamo. Se siamo sensibili. Esatto, Se siamo attenti. esatto. Se non siamo addormentati, questo Esatto, lo dico io a esatto. voce alta, perché c'è un sacco di gente addormentata in giro che non percepisce e non coglie Sì. questi aspetti. Se noi ci alleniamo, noi riusciamo a cogliere tanti di quei particolari che dimostrano che c'è una regia diversa, c'è un qualcosa di più in alto di noi che Fatelo come volete. chiamatelo come volete. Ad esempio, una mia amica da poco ha fatto la stessa notte lo stesso sogno della figlia. Aiuto. Lo stesso sogno, mamma e figlia, lo stesso sogno. Sono tutti questi eventi sincronici. Jung li chiamava proprio questo concetto, sincronicità, per evidenziare queste coincidenze apparentemente inspiegabili, illogiche, ma che se noi alleniamo noi stessi a riconoscere, ne vediamo a bizzeffe nella nostra vita. Ed è una Comunque, tutte meraviglia. queste cose, pardon, ti blocco, le mettiamo nei link, così se qualcuno vuole, si incuriosisce, vuole leggere i libri di Antonio, hai anche un sito, ti faccio anche Sì. il link al sito. Sì. Cavolo, tu sei una persona un po' più troppo conosciuta rispetto agli altri. Mi sto rendendo conto che tra sito, lavoro, scrittura, potresti essere una persona nota. Nel senso, no, già lo sei, è proprio cagliaritano. O sai, Già lo sei. Si può sentire. Non si può sentire. Oh, già lo sei, famoso. Già lo sei. Aiuto. Con accento. Con l'accento mio, che poi vabbè. Io mi riascolto e dico, ma proprio c'è una voce del cavolo, ma chi se ne frega. Ecco, questa roba, questa cosa qui, Sì. a me piace farla, perché così, come viene, Sì, viene. come viene. Pazienza, se qualcuno dice, Sì. mamma mia, non si poteva sentire, pazienza, ma il tuo ospite non è, pazienza. Beh, pensa che mi sono dimenticato del microfono anche adesso in questa Senti, chiacchierata. stiamo per Sì. chiudere, perché Sì. facciamo un'oretta e basta, Sì. dentro l'ora, e allora Sì. io ho chiamato questo progetto Sì. A come puntini Sì. puntini. Sì. A come? A come puntini puntini. A tutti gli ospiti io faccio Sì. una domanda Sì. e chiedo a loro, rispetto a questa passeggiata che abbiamo fatto, Sì. questa chiacchierata, Sì. se ti facessi la domanda Sì. a come, che Sì. parola potresti pensare? A come anima. Wow, perché? Come anima perché tutto quello che mi caratterizza nella vita è quello di andare a ricercare la nostra anima, la nostra essenza. Noi abbiamo bisogno di gente che porti nel mondo la propria anima e la propria essenza, perché se noi portiamo la nostra essenza nel mondo, facciamo brillare il mondo e portiamo al mondo qualcosa che nessuno può portare, perché siamo unici. ognuno di noi è il migliore al mondo in qualcosa. Bravo. Ecco, io dico sempre questo, che c'è una fiammella di luce dentro ognuno di noi che brilla, ma che nessuno verrà mai a cercare, perché nessuno al di fuori di noi sa che esiste. Quindi Cioè, dobbiamo essere noi artefici di quell'accensione, di quella fiammella. è nostra responsabilità trovare questa fiammella e alimentarla. E quando noi alimentiamo la nostra fiammella e diamo il nostro contributo al mondo, siamo molto più sereni, siamo molto più felici, irradiamo positività e creiamo la condizione affinché tutto attorno a noi brilli. Tutto capite? attorno Sì. a noi. Invece Bello. molto spesso che cosa succede? Allora, una fiammella che brilla consente anche alle altre fiammelle di brillare, e
spesso invece cosa succede? Che per far brillare la mia di fiammella cerco di oscurare le fiammelle altrui, e quello non è sano. Questo è sardo. Posso aggiungere, perché non è sano ed è molto sardo. Sì. Mi dispiace dirlo, ma facciamo una bella presa di posizione, Sì, lo dico io, sì, la mia sì. responsabilità, Sì. ma abbiamo un problema. Sì, che sì, quando sì. Houston, abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. Altro che problema, ma ce l'abbiamo un po' da non so sì. quanti secoli, Sì, sì. che siamo un po' invidiosi Sì, dell'altro, sì. se l'altro fa una cosa Sì. allora non gliela devo far fare. Sì, esatto. Quindi Succede- questo è molto bello. Allora, andare a fondo nella propria anima consente proprio di dedicare anche la propria vita a cercare di tirar fuori il meglio che abbiamo noi. Oserei dire anche un'altra cosa molto interessante, che se sposiamo questo tipo di filosofia andiamo anche a vivere la vita in maniera completamente diversa, anche nelle sofferenze. Certo. Perché la sofferenza che ci capita nella vita è un modo che l'universo utilizza per farci vedere delle aree in cui noi abbiamo qualcosa da risolvere. E c'è un detto bellissimo che dice: se la sofferenza vi ha reso cattivi, l'avete sprecata. Capito? Cioè, la sofferenza ci arriva per farci capire un messaggio. Se noi, la nostra tentazione è quella che arriva la sofferenza, un tradimento, me la prendo con quell'altro che è disgraziato, c'è la colpa, è fuori. Invece, a prescindere da quello che succeda fuori di noi, se quella sofferenza ci è arrivata, c'è un qualcosa dentro di noi che dobbiamo esplorare. Esplorare questo è bello, perché ti consente proprio di vivere la vita con un altro spirito. Io ho vissuto gli anni scorsi, ho vissuto un periodo un po' buio della mia vita, ma la sofferenza mi ha consentito di ritornare dentro me stesso, di approfondire, di guardare, di vedere la vita. Certo, quando sei in mezzo al guado è dura, è doloroso, è difficile, però poi con gli insegnamenti che prendi in quei momenti lì puoi fare un salto di ottava, per dirla musicalmente. Esatto, per dirla musicalmente. Se non lo fai invece e vivi la sofferenza Come rabbia. con rabbia, Non è giusto, proprio a me doveva capitare. esatto, per colpa di Tizio, Per colpa Caio, di Sempronio, e la Vabbè. tua unica valutazione dell'evento è che Tizio, Caio e Sempronio sono disgraziati. Ma non impari nulla però così. No. C'è molto di spirituale in quello che stai dicendo. Sì. E forse è questo che ci manca ultimamente, e lo sto avvertendo. Sì. È un periodo in cui ho letto un sacco, perché d'estate mi sono buttato sulla leggo sempre, Sì. però quest'estate in particolar modo è successa una cosa non casuale. Sì. Adesso la dico, qui la racconto. Un amico mi manda un link per un podcast. Sì. Questo podcast è ha 5 anni di vita e Sì. praticamente si svolge dentro uno studio e vengono intervistati dei personaggi. Sì. Lì molto più famosi e comunque Sì. persone di un certo livello. Comunque ha iniziato a intervistare delle persone anche comuni piano piano. Tutte le persone che andavano lì, alcune le conoscevo, tante le conoscevo, Sì. ma ogni podcast dura 2 ore Porca di miseria. registrazione. Ne ho visto tipo 30 o 40 episodi. Quindi fate il calcolo di quante ore qualcuno direbbe Sì, hai sì, sprecato, sì. hai buttato, invece no, Una figata, anche perché comunque li Porca ascoltavo miseria. al mare, Sì. mentre cucinavo, oppure in macchina spessissimo, Sì. non mi sono manco accorto. Ogni personaggio che è arrivato ha portato un libro. Oh. E io cosa ho fatto? Acquisto compulsivo. Ok, sì. Quindi sono comprato 8-9 libri. C'ho una pila così, quindi mi arrivavano e cercavo di finire l'altro, il precedente, per non accumulare. Ne ho ancora 3 da fare. Sono stati libri meravigliosi che Sì. mi hanno aperto tantissimo. Tanti erano di tipo spirituale, qualcuno era anche abbastanza legato, per esempio li cito, Borzacchiello, che conosciamo, certo. ha scritto un libro, ne ha scritto un altro da poco, non l'ho ancora comprato, ma dopo lo compro. Sì. Ed quell'ultimo era sull'energia, comunque sempre Sì. sulle parole. Sì. Poi Sibaldi, Sì. io l'avevo già letto, ma mi è Igor, piaciuto sì, sì. come non essere stupidi, Sì. meraviglioso. Sì.
poi Parisetti, Sì. lui ha scritto 2 libri, è un medico che da 20 anni studia gli effetti della non post morte, morti apparenti. Sì. Pazzesco, mi ha aperto un altro mondo. Nandra Schilirò sull'immortalità, ma anche persone come quello con i capelli bianchi, aiuto, Beppe Severnini, sì. molto bellino. Io, Agata e Socrate, mi sembra, Socrate, Ok. Agata e io, Socrate e Agata, comunque molto carino. Per esempio quello di Severnini mi ha aperto una piccola breccia sul nostro invecchiamento, Ok. per cui ho pensato, siccome, ecco, ti apro un altro argomento sul trasferimento di esperienza. Sì. È il concetto che noi anziani, noi vecchietti, Sì. tendiamo a arrabbiarci molto con i giovani perché non siamo più presenti nelle loro vite. Sì. E cerchiamo, io lo sto avvertendo adesso, che mi dispiace tantissimo non riuscire a trasferire l'esperienza che ho fatto per magari aiutare qualcuno Sì. o qualcuna. Sì. E lui affronta questo argomento sul fatto che lui soprattutto, secondo me, è stato molto autoreferenziale il suo modo di essere. Adesso sta rivedendo questo atteggiamento e sta andando, per esempio, per le scuole a portare a Sì. parlare del libro, e lui ha capito che è inutile fare dei monologhi Sì. che nessuno ascolta. Allora dice: arrivo lì, faccio una domanda, tipo, loro si aspettano che io inizi a parlare del libro, e io invece li guardo e dico: come state oggi? Bello. E da lì boom, Bello. incominciano a parlare, ad aprirsi, e lui prende. Bello. Quindi è vero che dobbiamo trasferire l'esperienza, però stiamo in Sì, ascolto. Siamo in ascolto e soprattutto il nostro obiettivo è, per tornare a quello che dicevamo prima, entrare in contatto con l'anima. Bravo. C'è un bel detto, che lo dico in inglese, dice: life is a school when you learn to understand what your soul already knows. La vita è una scuola dove tu impari a comprendere quello che la tua anima già conosce. Bellissimo, bellissimo, giusto. È molto bello. Ma l'anima quanti anni ha? Cioè, la nostra anima è più vecchia di noi? Beh, sì, allora ci sono. Ha più esperienza sì, di noi? Ci sono, sì, certo che ha più esperienza di noi, anche perché poi ogni anima viene, è un discorso che non possiamo fare certo nel finale, perché è molto, No, infatti molto, dobbiamo anche chiudere, esatto, siete anche annoiati abbastanza. molto lungo, però diciamo che noi ci portiamo anche, ogni anima si rincarna per cercare di sanare anche vecchie ferite irrisolte. Quindi ognuno nella propria vita ha un compito. Se tu in una vita non hai risolto una determinata tematica, in una vita successiva sei chiamato a risolvere. Stiamo parlando di reincarnazione o di qualcosa del genere? Sì, Altro argomento delicato. È troppo Sto complesso. leggendo anche sì. di questo. Sì. Mi trovi proprio aperto, disponibile, ma non so quanto lo sia la platea. Sì, insomma, ma non si può affrontare questo argomento così. Però, ad esempio, tutti i lavori che vengono fatti sull'albero genealogico molto spesso dimostrano che noi ci portiamo avanti delle tematiche spesso per generazioni, fino a che non capita quello che le affronta in qualche maniera e le risolve. Esatto, perché il suo compito nella vita, anche in onore degli antenati che non ci sono riusciti, qualcuno viene con questo fardello di risolvere questa cosa qui e dedica la vita più o meno consciamente, anzi spesso inconsciamente, perché non abbiamo nessuna consapevolezza di tutta questa cosa qui, non ci viene insegnato niente, proprio lasciamo perdere, e quindi di fatto una persona, dedicando la vita a risolvere una determinata tematica, sta onorando anche tutti gli antenati. Bella questa cosa. E quindi porta pace anche nella sua storia, che è una cosa bella. Senti, volevo chiederti, quando mi hai detto abbiamo parlato dei 2 libri più il romanzo. 3 libri, sì. 3 libri, ma un paio di giorni fa, no, forse un mese fa, mi hai detto: sto iniziando scrivendo qualcosa. Ah sì, allora. Hai un altro libro in programma? Sì, sto scrivendo. Allora,
la parte del cervello, adesso ho creato un modello per renderlo comprensibile a tutti. Bello. Quindi metterò in questo libro che sto scrivendo un test anche che ognuno può fare per riconoscere quali aree del cervello sono più allenate. Io smetto di chiedere. Lo spiego, sto cercando di riunire in questo libro che sto creando tutta la mia storia, perché praticamente tutte le mie conoscenze, il lavoro sul voice dialogue, quindi... Fermo, vai che voice dialogue tu mi dicesti, me l'hai raccontato 10 anni fa, sì. Me l'hai spiegato e io ne faccio tesoro, sì. Sono un portavoce tuo sul voice dialogue, perché sì. lo insegno a modo mio a tutti, poi dico no, andate da Antonio e parlatene con lui, però quello che mi ha insegnato Antonio è questo e quest'altro, non ve lo dico, andatevela a leggere, no vabbè sto scherzando, però lo sto trovando moltissimo in tanti podcast, libri, sta diventando una cosa che hanno capito in molti, poi la chiamano in un altro modo, non la chiamano dialogo delle parti, la chiamano magari l'altra parte di te, non parlano di parte repressa, parte rinnegata. Allora, intanto il voice dialogo delle voci è una tecnica creata da due psicologi statunitensi, Alice Sidra Stone, che tratta, dialogo delle voci, tratta le singole parti che abitano dentro di noi come se fossero persone a sé stanti. Io ringrazio infatti Frank Errani, con cui ho fatto la scuola di formazione del voice dialogue, che mi ha consentito proprio di arricchirmi, acquisendo la consapevolezza di questo modello che a me ha cambiato l'esistenza, certo. Capito? Come tutto il lavoro sui chakra, come tutto il lavoro sul respiro, come sono tutte aree di lavoro volte ad approfondire se stessi. Guarda che la conoscenza di se stessi è un bel viaggio, non è semplice. Non è semplice. Bisogna volerlo fare questo viaggio, o almeno impegnarsi a iniziarlo. Non ha fine, ma è un viaggio, l'importante appunto è questo. Sì. Ma io giornalmente mi scontro in situazioni, vedo tizio è stato lasciato dal marito, moglie, eccetera, eccetera. Le uniche valutazioni che fanno sono magari sto stronzo, magari sta stronza. E con questo non voglio dire che Tizio o Caia non abbiano fatto degli errori, non ho elementi per dirlo, ma la cosa importante è se tu dedichi te stesso a capire la lezione che c'è per te, questo è sotto il tuo controllo. Certo. Il resto è fuori dal tuo controllo. Come si è comportato Tizio Caio è fuori dal tuo controllo. Ovvio. Invece quello che c'è sotto il tuo controllo è il grande regalo che c'è per la nostra anima. È quello, ma perché mi è successo questo? Capito? E quando noi prendiamo un colpo nella vita, un impatto, esatto, l'impatto che noi prendiamo nella vita è lì per dimostrarci che abbiamo un'area da guardarci. Mi spiego meglio. Se io adesso ti dico sei un assassino, vergognati, tu non vieni toccato da questa frase, ti entra da un orecchio e ti esce dall'altra. Perché non ti appartiene, né nella prevalenza né nella rinnegata, nelle due parti che abbiamo. Esatto, è un'area in cui tu sei in equilibrio, perfettamente. Mentre se io dico un qualcosa che ti tocca e tu senti aia che dolore, vuol dire che in quell'area tu non sei in equilibrio. Io ho trovato un'amica al supermercato che mi ha detto Antonio, quanto tempo, la vedevo da tempo, quanto tempo, cosa hai fatto in tutto questo periodo oltre che mangiare? Impatto, poi mi ha detto, ma stai ancora giocando a padre? Guarda, mi sono fatto male al tendine d'Achille, mi sono fermato. Lei mi fa, ti sei fermato in un fast food. Ancora? Ma l'ha detto ridendo. Il punto qual è? Due impatti. Che io l'ho sentito. Certo. Quindi cosa vuol dire? Che lei ha ragione. Certo. Ma perché l'ha detto lei? No, perché io ho sentito il dolore, l'impatto. Quindi quando tu senti l'impatto vuol dire che c'è una parte di te lì dove perché non ti senti bene fisicamente, esatto, sei un po' sovrappeso, esatto, e vuoi ci vuoi anche fare qualcosa, esatto, e non ci riesci magari, esatto, ti impegni e non ci riesci. Esatto. Quindi noi tendiamo nella vita, quando nasciamo siamo molto liberi, i bambini piangono, dopo 10 secondi ridono, fluiscono tra le emozioni. Quando noi cresciamo, da qui il voice quando iniziamo ad andare a scuola, perdonami, esatto, siamo fregati, allora rovinati. Scopriamo che
per adattarci al contesto sociale, familiare, scolastico, ci conviene mettere in serie A alcuni tratti caratteriali che nel non tecnicismo vanno bene nella società, no? No, che vanno bene. Scusa, che vanno bene. Sì, no? mi adatto. Cancelliamo quelli che non vanno bene. Per esempio, uno che vive in una famiglia di militari, per non avere problemi in casa, molto probabilmente sviluppa i tratti caratteriali legati a ordine, disciplina, metodo. Così facendo rinneghiamo, cioè mettiamo in un angolo dentro di noi gli opposti, cioè lui, il militare, cosa fa? Creatività, spontaneità, leggerezza, le parti che noi, allora il processo con cui noi sviluppiamo dei sé primari, no, è di per sé un processo sano, perché ci consente di adattarci al contesto, di proteggere la nostra vulnerabilità. Però se noi perdiamo il contatto con l'altra parte, è un problema quello. E quando noi perdiamo il contatto con l'altra parte, siamo molto giudicanti con l'altra parte, però ce la attiriamo dall'esterno. In genere la sposiamo. Bravo. Antonio, abbiamo fatto proprio un'ora, guarda, che bello, proprio precisi, non si era mai aspettato. Ultimamente ne ho fatto altri. È volata. Com'è andata? Molto bene, è stata una bella esperienza, mi sono dimenticato della... Visto che una sorpresa ogni tanto può essere utile. Sì. Non ero un'imboscata, era una sorpresa. Sì. Imboscata può essere quando magari lo fai con persone che proprio non vogliono assolutamente apparire, parlare, dire nulla. Quello è un'imboscata. Sì. No, vabbè, una bella iniziativa, originale, mi è piaciuta molto. Spero di non aver detto troppe stupidaggini. Ma che è andata benissimo. Sì. Ciao a tutti, grazie Antonio. Ciao, grazie a tutti, ciao. Grazie a voi ciao. che avete avuto questa pazienza, spero. Ciao. He's just a snake in the grass.